Schio, un 25enne residente in città ma di origini liberiane, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. È accusato di tentata violenza sessuale ai danni di una donna di Schio che avrebbe subito l'aggressione il 13 agosto scorso. La vittima, durante le prime ore di quella notte, stava percorrendo via Manin quando un uomo di colore le si è avvicinato proponendole una prestazione sessuale a pagamento. La donna, avendo rifiutato la proposta, sarebbe stata subito aggredita, spinta a terra con le mani dell'uomo strette al collo, costretta a subire un rapporto sessuale. La vittima invece, gridando e divincolandosi, sarebbe riuscita a sfuggire in estremis al tentativo di violenza, dandosi alla fuga. Subito curata al pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino, le venivano riscontrate diverse ecchimosi sul collo, contusioni e abrasioni guaribili in 21 giorni. L'immediata denuncia ai carabinieri, con una dettagliata descrizione dell'aggressore, avrebbe alla fine permesso agli inquirenti di identificare l'uomo, avvalendosi anche dei filmati di videosorveglianza della zona. Il giovane sarebbe stato subito identificato dai militari dell'Arma, che una volta fermato l'uomo hanno accertato che era stato già condannato in primo grado per un reato simile. È stato condotto alla casa circondariale di Vicenza.